Il Covid in provincia prende sempre più piede. 2 nuovi casi si sono registrati a Porto Empedocle. Le contagiate sono madre e figlia. L'anziana, una novantenne, per una polmonite è già ricoverata a Catania. Vivono però fuori paese in una villetta isolata, si sono già messi in isolamento e quarantena sia la signora positiva che tutti i parenti, i quali appunto sono tutti in zone isolate del paese, quindi non stanno al centro del paese ma in villette isolate, quindi non ci sono pericoli di contagio. Naturalmente si faranno i consueti accertamenti su le persone che hanno avuto contatto, loro stesse stanno procedendo ad avvisare e ricostruire i contatti. Era ovvio e normale che potesse succedere, atteso che avete visto oggi ci sono oltre 7.000, quasi 7.500 casi. C'è un indice RTF molto alto, 1,2 era, se non ancora superiore, quindi significa che una persona contagiata a sua volta ne contagia più di una. Questo perché ve lo dico? Non per farvi preoccupare, ma certamente perché è necessaria una grande attenzione. E vi dico anche un'altra cosa: oggi come oggi il contagio ha preso un'altra direzione. Mm, si verifica soprattutto all'interno delle case e nelle famiglie. Voi per esempio non sapete, perché io da sindaco vengo a conoscenza di situazioni che poi magari non sfociano in una situazione di Covid, per fortuna, ma di tante situazioni di preoccupazione. In ultimo, di recente, per esempio, c'era un sospetto di positività per un bambino, un neonato di appena 15 giorni. Capite bene che le persone non si aspettano di poter essere messe in pericolo da un neonato. C'è poi un canicattinese contagiato, ha sintomi lievi e si trova al proprio domicilio, conferma il sindaco Ettore Di Ventura. L'autorità sanitaria già nelle prossime ore provvederà a svolgere come da protocollo tutte le indagini epidemiologiche necessarie. Ancora una volta sollecito tutti ad adottare scrupolosamente tutte le precauzioni quali uso della mascherina, evitare assembramenti, limitare allo stretto necessario le frequentazioni sociali. Canicattì torna ad avere 4 contagiati al momento, mentre sono 10 le persone in questa seconda ondata che sono per fortuna già guarite. 3 nuovi casi positivi a Favara. L'esito positivo di 3 tamponi è stato comunicato dall'ASP di Agrigento al sindaco Anna Alba. A Favara nelle ultime ore si è registrata però anche una guarigione, attualmente positivi sono 5. Gli ultimi 3 contagiati sono 3 uomini, padre, un anziano, figlio e un altro giovane, che non è parente dei primi 2. Il focolaio dovrebbe comunque essere sempre lo stesso perché l'ultimo è un collaboratore dei primi 2. Tutti sono asintomatici e sono in isolamento domiciliare. Si tratta di 3 soggetti comunque pertinenti, diciamo, allo stesso nucleo familiare. Si tratta di soggetti che stanno bene, sono asintomatici e questa è la cosa più importante. Assolutamente non voglio nessun tipo di chiamata o di messaggio messenger sulla quale mi si chiede chi siano, ed inoltre mi rassicurano di non avere avuto in queste settimane nessun tipo di vita mondana. Comunque non sono usciti per locali, per attività commerciali, e che comunque tutte le persone con la quale hanno avuto contatto sono state già avvisate. Quindi se non siete stati avvisati fino in questo momento, ritenetevi esclusi dal parterre delle conoscenze dei 3 soggetti positivi, perché dico, non si corre alcun rischio. Qualche giorno fa vi avevo chiesto di scaricare l'app Immuni, perché permette veramente in questo momento di capire se si va in contatto diretto con qualche persona che viene considerata positiva. Vi rinnovo l'invito. Per chi non l'ha ancora fatto, scaricate l'app perché è davvero molto importante, soprattutto a tutela di tutta la comunità.